Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, non so voi, ma io francamente non ne posso proprio più di essere preso esplicitamente in giro, perché va bene, diciamo, piegare la cronaca alla propria ideologia o alle proprie idee di riferimento, ma il taroccamento sistematico della realtà, il ribaltamento sistematico della realtà con quindi annessa presa in giro, sberleffo dell'interlocutore, di chi legge e di chi ascolta, anche no. Sì, perché oggi su tutti i giornali, siti, sitoni, sitarelli imperversa questo allarme. Attacco della politica alla magistratura, cioè in questo paese oggi ci sarebbe il sistema della giustizia sotto attacco da parte della politica. Riesco a trattenere le risate solo perché l'incazzatura supera addirittura il senso del ridicolo. Ma questa è la versione oggi più diffusa nel mainstream, c'è tutto uno strillare all'indipendenza dei magistrati sotto attacco. Si va da cantautori un po' in disarmo come Roberto Vecchioni, che sulla 7 si è animato perché insomma la magistratura indipendente c'è scritto anche nella Costituzione, lo ringraziamo molto, l'autore di Signor Giudice, tra l'altro, che quando, come dire, fu coinvolto da un fatterello di nessuna importanza dalla macchina della giustizia, dipinse e cantò un'altra idea del magistrato, ma ora il magistrato, come dire, è un povero disgraziato sotto attacco. Vorremmo dire a Vecchioni che anche la politica non può essere subordinata alla giustizia, e oggi ci sembra che sia vagamente un rischio più reale di quello opposto che paventa lui, ma poi da editorialisti, giornalisti chiaramente, diciamo, embedded col circo mediatico giudiziario, da Massimo Giannini in giù, ma anche a commentatori in teoria terzisti, come dire, coi piedi più ancorati nella realtà. Pensiamo a Goffredo Buccini del Corriere della Sera, che dà del fascista a chiunque provi a far notare che non è sano che la magistratura ribalti sistematicamente provvedimenti su cui il governo ha ottenuto il consenso e il mandato elettorale. E in ogni caso c'è questa oggi palese presa in giro della realtà, e quindi insomma ci tocca ripristinare in pochi minuti quantomeno l'essenza di 30 anni di storia politico-giudiziaria italiana. Qual è stato negli ultimi 30 anni il rapporto tra certa magistratura inquirente e la coalizione politica di centrodestra, di opposizione politica della prima alla seconda. Cioè non prendiamoci in giro, non rimuoviamo la storia italiana. E questo avvenne da subito, fin dal 94, fin dall'atto di nascita della Seconda Repubblica, con l'intuizione berlusconiana del centrodestra, che sconquassò molti piani, forse anche i piani di alcuni protagonisti di Mani Pulite, no? Che avevano fatto, scusate il gioco di parole, piazza pulita di tutti i partiti, moderati, atlantisti, liberali. Sembrava ci fosse un'autostrada per gli eredi, diciamo, della storia comunista. Pam, arriva questo imprenditore milanese e si inventa il centrodestra, e nel 94, in diretta sostanzialmente, Antonio Di Pietro, mentre il Pool dava via i primi procedimenti contro Berlusconi, se ne uscì con l'immortale virgolettato "io quello lo sfascio". Cioè questo era l'approccio di certa magistratura al leader del nascente centrodestra: io quello lo sfascio. Non esattamente un rapporto, come dire, garantista. Poi la storia come dire, dell'oggettivo calvario giudiziario di Berlusconi richiederebbe uno speciale di 6 ore. Vi ricordiamo solo che si contano 32 processi conclusi contro Berlusconi, 32, un impiego di risorse, intercettazioni, apparati, risorse umane e tecnologiche. Io credo che solo Al Capone sia stato radiografato come Silvio Berlusconi in vita. Risultato: una condanna su 32, come ricorderete, molto anomala, condanna per frode fiscale,
che ebbe una serie di ritualità, convocarono il collegio feriale estivo in fretta e furia, fecero valere, credo unica volta nella storia italiana, il principio non poteva non sapere perché era il proprietario dell'azienda, mai valso con Agnelli in questo paese, mai valso con De Benedetti in questo paese, ma valso per Berlusconi. E tra l'altro rimproveravano una frode fiscale che più o meno corrispondeva a 10 euro per chi vi parla, quindi non si capisce perché Berlusconi abbia dovuto imbastire tutto questo sistema per una frode totalmente irrilevante rispetto alla sua capacità contributiva. In ogni caso, Berlusconi, 32 processi, fu accusato di tutto, anche di strage. I processi per le stragi del 92-93 a Firenze fecero contro Berlusconi, per associazione mafiosa, tangenti, perfino traffico di droga, insomma, fu accusato di tutto, scandagliato su tutto, una condanna molto anomala. Matteo Salvini è cronaca di questi giorni, come abbiamo appreso dalle rivelazioni del libro di Palamara scritte col direttore del Giornale. Quando Salvini era ministro dell'interno del governo giallo-verde e applicava la politica stabilita a contratto di governo appunto giallo-verde dei porti chiusi, fu messo nel mirino da parte di questa magistratura ideologizzata, tanto che un PM scriveva a Palamara, che allora era nel CSM ed era uno dei pesi massimi del sistema correntizio, gli scriveva: beh, ma insomma, a me sembra che Salvini però abbia ragione, sta tentando di arginare l'immigrazione clandestina. E Palamara rispondeva: sì, ha ragione, ma in questo momento dobbiamo attaccarlo, in questo momento dobbiamo attaccarlo, esplicitando il ruolo di opposizione politica, cosa che poi ha generato a cascata il processo Open Arms di cui abbiamo visto le ultime udienze in questi giorni. Cioè l'unicum in Occidente per cui un leader politico deve rispondere della linea politica adottata in termini di immigrazione, di gestione dell'immigrazione clandestina, peraltro la linea politica che ormai imperversa su tutto il continente, sia nei paesi governati dal centrodestra che nei paesi governati dal centrosinistra. Salvini ha processo. Perché? Perché andava attaccato comunque e rischia 6 anni, cosa che in questo paese raramente danno agli stupratori. Giorgia Meloni è proprio cronaca delle ultime ore addirittura. Hanno smontato delle magistrate chiaramente ideologizzate, una è la presidente di magistratura democratica, l'accordo con l'Albania per il rimpatrio dei migranti. Oggi è emersa questa mail di questo magistrato di magistratura democratica che diceva sostanzialmente: la Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi, dobbiamo porre rimedio. E tra l'altro in questi mesi si è provato a scandagliare nel passato, nei rapporti familiari, parafamiliari della Meloni, quindi insomma la si è messa chiaramente nel mirino. Allora è 30 anni che c'è un rapporto anomalo tra parte del potere giudiziario e la coalizione politica di centrodestra, per responsabilità del primo. Al massimo le responsabilità del secondo, del centrodestra, sono di non aver fatto pienamente quella riforma della giustizia che ci auguriamo facciano, già solo per autotutela. Grazie a tutti.